Carlo, tocca a Grazie, te. grazie Andrea. Sono ovviamente doppiamente emozionato perché nel mio ruolo dell'Accademia dei 40 e dell'Istituto Veneto volevo ringraziare anche Elena per le parole che ha detto e che hanno colpito naturalmente molto tutti quanti. Vi volevo parlare di aree polari che sono delle zone del pianeta molto, molto lontane da noi. Il Polo Nord è a circa 5.000 km da qui, se il Polo Sud è a più di 15.000 km dal sito in cui ci troviamo. Ma sono delle aree di straordinario interesse per il nostro pianeta, perché quello che accade nelle aree polari non rimane nei poli, ma si riverbera a tutte le latitudini, quindi fino alle nostre latitudini e anche più in basso, attraverso scambi di massa, di energia, di materia, attraverso processi a volte complessi, ma che si tramandano proprio lungo queste matrici ambientali. E vi volevo parlare di alcuni aspetti, ce ne sono probabilmente molti di più, anzi ce ne sono molti di più, ma brevemente vi volevo indicare come le aree polari siano tra i pilastri della scienza climatica. L'Artico si sta riscaldando a una velocità che è più del doppio di quella della media del pianeta e queste zone sono poi sono definiti degli hotspot, dei punti caldi del cambiamento climatico. Pensate alla drammatica perdita di ghiaccio marino che abbiamo in Artico, ma da alcune stagioni anche in modo decisamente molto inaspettato anche in Antartide. L'aspetto legato alla biodiversità, le aree polari sono tra le aree del pianeta più ricche di biodiversità e tra le altre cose in Antartide esiste l'area marina protetta più grande del pianeta. Ma sono decisamente aree molto minacciate dal cambiamento climatico e sono vicine a dei punti di non ritorno, anzi alcuni già superati assieme ad altre comparti ambientali come la criosfera più in generale. E la maggior parte di questi tipping point, di queste soglie critiche, si trovano proprio nelle aree polari, rendendo questi ambienti decisamente molto fragili. Sono anche però degli ambienti di frontiera, degli ambienti dove si conduce una ricerca avanzata e sono veramente dei punti straordinari. Vi volevo portare passo passo attraverso questi aspetti. Ci sono dei fatti che sono non convertibili, diciamo, e sono legati ad esempio alla concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che peraltro misuriamo anche per il passato dal ghiaccio intrappolato nelle carote di ghiaccio. E sappiamo oggi che le concentrazioni di anidride carbonica che abbiamo in atmosfera sono le più alte che sono mai state registrate negli ultimi 2 milioni di anni. Lo sappiamo perché andiamo a lavorare su delle carote di ghiaccio, questa è l'Antartide, nel continente, all'interno del continente, che registra anno dopo anno, strato dopo strato, pagina dopo pagina, tutte le informazioni che sono contenute nell'atmosfera e nella trasformazione dalla neve a ghiaccio si intrappolano delle piccole bolle d'aria che sono proprio l'atmosfera che i nostri antenati o addirittura chi viene prima di noi ha respirato fino a 800.000 anni fa. Questo è il record più lungo che noi riusciamo ad avere in Antartide. Come vedete, ad esempio, le concentrazioni di gas serra, di anidride carbonica, sono variate nel corso degli ultimi 800.000 anni seguendo dei ritmi che sono legati dai parametri orbitali, quindi dalla posizione relativa della Terra rispetto al Sole e dalla quantità di energia. Ma vedete che in questa alternanza in questa alternanza di periodi di alte concentrazioni e di basse concentrazioni che corrispondono di fatto a periodi caldi e freddi, qualcosa negli anni più vicini a noi è andato completamente fuori scala. Oggi abbiamo delle concentrazioni di anidride carbonica che superano le 400 parti per milione, siamo a 420 parti per milione. Durante la COP21 di Parigi nel 2015 le concentrazioni di anidride carbonica erano di 400 parti per milione, erano sotto le 400 parti per milione. Quindi già allora quando si parlava di ridurre le concentrazioni di gas serra, veramente abbiamo aumentato drammaticamente. E la cosa straordinaria, voglio dire molto notevole, è che queste concentrazioni continuano a salire e ci sono delle stagionalità che vedete dagli anni 60 fino ad oggi abbiamo avuto un aumento quasi del 50%.
e l'anidride carbonica è un gas molto molto stabile e permanente, rimane in atmosfera per moltissimo tempo e nessuno qui dentro, in questa sala, nessuno vivo oggi in questo pianeta vedrà le concentrazioni di anidride carbonica scendere di nuovo sotto le 400 parti per milione, perché nonostante noi si metta in essere delle azioni forti e immediate, questo è un gas che rimane in atmosfera con delle conseguenze molto molto impattanti. E soprattutto l'aumento cumulativo, perché ogni molecola di anidride carbonica si accumula nell'atmosfera, l'aumento cumulativo fa sì che la temperatura vada via via aumentando, lo stiamo sperimentando giorno dopo giorno, lo vedremo in un paio di slide che vi farò vedere, e comunque si accumulerà anche negli anni a venire se continueremo ad aumentare le emissioni. E questi scenari che vedete in blu fino allo scenario più rosa in fondo sono scenari diversi che ci portano negli anni a venire a delle variazioni importanti anche di temperatura. E la cosa interessante è gli ultimi 2000 anni di fatto di aumento di temperatura. Molti dei dati che vi faccio vedere derivano dai rapporti del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici. Questa è la ricostruzione delle temperature nel corso degli ultimi 2000 anni. Questi sono solo gli ultimi 150 anni, un poco più, dell'aumento di temperatura. Questa è la famosa mazza da hockey, ha la forma di una mazza da hockey, e questo aumento di temperatura che supera ormai il grado dall'epoca preindustriale è quello che ci fa veramente preoccupare, perché l'aumento di temperatura è, dal punto di vista climatico, quello che definiamo un cambiamento climatico repentino. E queste sono le temperature medie, abbiamo però poi anche delle disomogeneità, e per questo ve ne parlo, perché i poli sono tra le aree del pianeta che hanno delle differenze nel riscaldamento molto molto importante. Se vedete gli anni più vicini a noi, dagli anni 60 in poi soprattutto, il riscaldamento delle aree polari è stato notevole, lo vedete da questo grafico, soprattutto gli ultimi 20 o 30 anni hanno fatto vedere come tutte le aree polari, soprattutto l'Artico, ma adesso anche la penisola antartica, stiano aumentando di temperatura in maniera considerevole, più del doppio di quanto lo sia la temperatura media. E ci sono dei motivi per questo, non ne parlo molto, sono motivi che sono stati modellizzati. Nel 2021 il premio Nobel per la fisica è stato assegnato, oltre che al nostro Giorgio Parisi, anche al professor Manabe, che ha ricostruito come le zone dell'Artico, e questo è un grafico che vi fa vedere come a 90 gradi di latitudine nord di fatto il riscaldamento sia più alto che alle altre latitudini. Fatto questo, che è stato poi rimodellizzato recentemente anche dal gruppo di Thomas Stocker, che è un nostro socio dell'Istituto Veneto, dove fa vedere come per una serie di motivi le aree dell'emisfero nord siano decisamente sovrariscaldate. Ecco, in un contesto di questo tipo abbiamo quindi un passato dietro di noi decisamente importante. Questi sono gli ultimi 60 milioni di anni in cui si riportano le concentrazioni di anidride carbonica e la temperatura globale. Ovviamente vi sottolineo il link e il match tra le concentrazioni di anidride carbonica e di temperatura che abbiamo già visto. Vedete come nelle oceane, quindi diversi milioni di anni fa, le concentrazioni di anidride carbonica erano addirittura 5 volte quelle che sono attualmente, ma ovviamente le temperature medie, e dico medie confrontate col periodo degli anni preindustriali, sono decisamente molto molto elevate. Ecco, questo trend decrescente è un trend legato ai parametri del ciclo del carbonio sostanzialmente, quindi a una regolazione, a una sorta di cronotermostato che il nostro pianeta mette in atto da 4 miliardi e mezzo di anni e che autoregola con delle periodicità molto lunghe la temperatura del pianeta. Quello che però ci sta allarmando molto questi sono gli ultimi 800.000 anni in cui vi ho fatto vedere le oscillazioni di anidride carbonica e di temperatura. Quello che ci sta allarmando molto è quello che verrà dopo di noi, cioè questo aumento, questo cambiamento climatico repentino che a seconda delle future emissioni degli stati socio-economici e quindi delle emissioni future
ci porterà in quelle che vengono definite traiettorie climatiche, che sono veramente molto, molto incerte, addirittura al 2300, che è letteralmente domani dal punto di vista climatico, addirittura a valori di temperatura potenzialmente molto, molto elevati. Ecco, in questo contesto le aree polari hanno un'influenza molto molto importante. Molti delle informazioni che noi otteniamo le otteniamo dallo studio delle carote di ghiaccio, che sono dei cilindri di 10 cm di diametro che sondano tutta la calotta polare, a volte addirittura fino a oltre 3 km di profondità, e che conservano al proprio interno informazioni sia sulle forzanti climatiche, quindi sulle concentrazioni di gas, di polveri, di sostanze chimiche che sono presenti nell'atmosfera, ma anche degli effetti sul clima, perché dalla matrice acqua congelata riusciamo a risalire ad esempio alle temperature del passato piuttosto che alle precipitazioni e così via. Ecco, un altro aspetto importante che è legato decisamente ai poli è l'aumento del livello del medio mare. L'abbiamo sentito prima, Bernardo ne parlava, con le conseguenze e gli impatti sull'Alto Adriatico. Ecco, noi abbiamo oggi le più elevate velocità di aumento di medio mare almeno degli ultimi 3000 anni. Giusto per darvi un'idea, il contributo a questo è strettamente legato alla fusione delle calotte polari, oltre che dei ghiacciai delle zone temperate. In particolare la Groenlandia perde massa in maniera molto molto rapida. Dal 2002 abbiamo una serie di satelliti che misurano la gravimetria e quindi riescono a restituirci il bilancio di massa, cioè quanta neve cade e quanta viene fusa in tutte le zone polari, e anche dei ghiacciai delle Alpi. Ecco, vedete come le zone costiere della Groenlandia perdano massa in maniera molto molto importante. Addirittura la Groenlandia è soggetta a un effetto particolare, perde massa da sopra, ma perde massa anche da sotto, fonde anche nella parte sottostante, fonde soprattutto nella costa, nelle piattaforme glaciali che arrivano fino al mare e vengono praticamente erose dall'acqua più calda che le danneggia. Questo ha un effetto drammatico. Per darvi un'idea, la Groenlandia perde 270 miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno, che contribuisce complessivamente a quasi 1 millimetro dell'aumento del livello del mare. Per tradurre questo numero, sono circa 420 piscine olimpioniche riempite ogni minuto, e questo ogni minuto. Quindi questa è la velocità del cambiamento di cui stiamo parlando. Qualche anno fa l'Antartide, che era sempre stato considerato in uno steady state, in uno stato stazionario, ha cominciato a fondere. Abbiamo delle zone dell'Antartide in cui abbiamo dei fiumi che scorrono, ovviamente durante la stagione estiva, che scorrono sulla superficie e arrivano a vomitare queste cascate d'acqua sull'oceano Antartico. E quello che sta sorprendendo tutti è la velocità con cui questi eventi, questi fenomeni stanno accadendo nelle aree polari. Ancora grazie all'altimetria da satellite riusciamo a ricostruire molto bene l'aumento del livello del mare. Prima avevamo una serie storica lunghissima a Venezia, presa da un mareografo non lontano da qui. Adesso utilizziamo dei satelliti che ci restituiscono l'altezza e il livello di medio mare. Questa è la variazione dal 1993, da quando abbiamo queste costellazioni di satelliti. Ma quello che vi voglio far vedere è come abbiamo avuto per tutto, di fatto per molta parte dell'Olocene degli ultimi 10.000 anni, delle variazioni del livello del mare, delle velocità del livello del mare che sono state inferiori ai 2 mm all'anno. Dal 93 al 2000 abbiamo avuto un aumento a 2,3 mm all'anno. Dal 2003 al 2012 siamo passati a 3,3 mm all'anno. Oggi stiamo andando a una velocità che è più di 4 mm e mezzo all'anno, cioè 4 mm e mezzo all'anno vuol dire tanto così, cominciate a moltiplicare per 2 anni o 10 anni. E per darvi un'idea dell'impatto che questo ha sul pianeta, ogni centimetro di aumento del livello del mare abbiamo circa tra i 2 e i 3 milioni di persone che sono soggette a potenziali flooding e inondazioni e tempeste. Quindi
Questo è quello che ci deve preoccupare, soprattutto che ci deve preoccupare nel futuro. Questi sono gli scenari dell'IPCC per quanto riguarda il livello del mare. Oggi siamo più o meno qui, abbiamo questa curva ovviamente molto schiacciata perché ci proiettiamo verso il futuro. Questo è il 2100, questo è ancora il 2300. Questi sono i vari scenari, in parte già anche, se vogliamo, superati. Lo scenario migliore è quello del zero emissioni, quindi di avere un impatto minimo. Come vedete, qualsiasi scenario che noi possiamo mettere in atto, abbiamo già un futuro ipotecato, perché come vi dicevo, l'anidride carbonica e gli altri gas serra, chi più chi meno in periodi lunghi, rimangono nell'atmosfera. Ma più che altro volevo farvi vedere questo scenario, questa linea tratteggiata che viene chiamata una linea a bassa probabilità ma alto impatto, e questo ci fa vedere come noi non conosciamo esattamente tutto quello che sta accadendo soprattutto alle calotte polari. Sono scenari poco probabili ma di altissimo impatto, che coinvolgono soprattutto una porzione dell'Antartide, che è l'Antartide occidentale, ci arriveremo dopo, in cui il collasso di parte della calotta può portare a questi scenari veramente dove addirittura al 2100 andiamo sopra il 1,5 metri di aumento del livello del mare, e se andiamo al 2300 abbiamo addirittura scenari che portano a 3 o 4 metri di aumento del livello del mare. E capite perché ci dobbiamo preoccupare, cioè il León de San Marco va sotto, come dicono, no? Ed è veramente una situazione questa che adesso abbiamo mitigato grazie al Mose, che quest'anno è stato già aperto, Marco correggimi, credo più di 20 volte in questa stagione, solo in questa stagione, e quindi con degli effetti veramente molto spaventosi. E poi un altro aspetto è quello legato al ghiaccio marino artico, ma non solo, perché adesso abbiamo anche delle sorprese importanti, come ci sia una diminuzione importante della superficie del ghiaccio marino. Questo è quello che accade circa dalla fine degli anni 70 ad oggi nella superficie del ghiaccio marino artico, quindi aprendo anche nuove rotte come il famoso passaggio a nord-ovest, soprattutto in certe stagioni dell'anno, quindi a fine estate, e comunque una diminuzione che va da circa 6 milioni di chilometri quadrati, oltre 6 milioni di chilometri quadrati all'inizio degli anni 70, a una situazione che oggi è drammatica, poco più di 3 milioni di chilometri quadrati. Non è solo la superficie che cambia, quello che è molto preoccupante è che anche lo spessore del ghiaccio, qui avete l'età del ghiaccio, ovviamente più è vecchio il ghiaccio più è spesso. Il ghiaccio pluriennale di 3 o 4 anni è un ghiaccio spesso addirittura 4 metri, 3 o 4 metri, quindi anche impenetrabile dai rompighiaccio più potenti. Vedete la diminuzione nel corso degli anni, vedete come dal colore anche si riesca a capire come praticamente il ghiaccio pluriennale sia completamente sparito. Il ghiaccio non ha più una consistenza tale da mantenersi anche da una stagione all'altra, oltre a essere diminuito in maniera drammatica veramente durante la stagione stessa, durante i periodi individuati. Quindi anche nel nostro immaginario, no, quando pensiamo al continente artico, chi di voi è appassionato come me anche di esplorazioni e di quello che sono stata la storia delle esplorazioni, ha sempre in mente cose di questo tipo, no? Immagini come quelle dell'Erebus e del Terror, delle due navi dell'ammiraglio Franklin che sono state intrappolate dai ghiacci, quindi ambienti decisamente ostili. Lo erano allora, lo erano fino a 20-25 anni fa. Sono stato quest'anno per la prima volta al Polo Nord con una rompighiaccio. Questi sono gli ultimi 5 miglia per arrivare al Polo Nord. Quello che vi volevo far vedere è oggi, questa è la condizione che noi troviamo a 90 gradi nord. Ampi tratti di mare aperto, quindi ghiaccio marino spesso poche decine di centimetri, al massimo 1 metro, 1,5 metri, che ormai anche una nave che non è una rompighiaccio in classe A, quindi delle più potenti, riesce comodamente a rompere. Questa vi dà l'idea esattamente della velocità e dell'impatto che noi abbiamo sul cambiamento climatico, che il cambiamento climatico
ha su queste aree. Ed è una cosa molto molto rimarcabile. Ecco, questo è l'arrivo al polo, vedete tutto circondato, almeno da dove siamo arrivati, da zone ampissime di mare aperto. Era il 31 agosto di 2 mesi fa. L'aspetto è singolare, il ghiaccio marino sta drammaticamente riducendosi. Vi riporto ancora questo grafico che vi fa vedere com'è l'aumento di temperatura in funzione dell'aumento e dell'accumulo di anidride carbonica in atmosfera, no? di tonnellate, migliaia di tonnellate che si sono via via accumulate. E questo è un altro aspetto, riporta sempre l'accumulo di anidride carbonica in atmosfera con la superficie del ghiaccio marino. C'è una correlazione diretta, come vedete, oltre ai modelli che già la simulano in maniera abbastanza buona, sovrastimando o sottostimando, ma questa è la correlazione lineare che c'è nelle osservazioni. Quindi c'è una perdita continua, strettamente legata all'emissione di anidride carbonica del ghiaccio marino. Circa 3 metri quadri, adesso più o meno 0,3 metri quadri di ghiaccio marino perso ogni tonnellata di anidride carbonica che è emessa. Per darvi un'idea, ho appena 2 anni fa rottamato la mia vecchia Volvo che ha fatto 250.000 chilometri e con le emissioni di gas, di gasolio, sono circa 150 metri di superficie di ghiaccio marino a cui io ho contribuito a smantellare, a fondere in maniera molto rapida. Pensate che ogni litro di gasolio sono circa 2,7 kg di anidride carbonica emessa, quindi fate il conto, ci vogliono 10 pieni per portare via 3 metri quadri di ghiaccio. L'Antartide negli anni passati, per quanto riguarda il ghiaccio marino, è sempre stato in una condizione stazionaria. Oggi le cose stanno cambiando, addirittura nel 2023, proprio quest'anno, le condizioni sono drammaticamente cambiate, tant'è che alla stazione Mario Zucchelli, la stazione che il nostro paese ha sulla costa, dove abbiamo sempre atterrato sul ghiaccio marino, l'anno scorso e quest'anno, l'anno scorso è stato proprio impossibile, quest'anno è stato giusto possibile perché da agosto in poi le condizioni climatiche sono cambiate e si è riformata una crosta di ghiaccio sufficiente. Ma anche l'Antartide speriamo che non sia un cambio di tendenza, ma sia solo un'oscillazione, ma ci dà un'idea di cosa sta accadendo. Vi parlavo poi della biodiversità. L'Antartide e l'Artico sono tra le zone che sono una vera e propria nicchia di biodiversità. Ci sono una serie di specie veramente straordinarie a tutti i livelli, non solo ovviamente le specie più importanti che possono essere l'orso polare in Artico piuttosto che i pinguini in Antartide. Anche i microrganismi sono fortemente adattati, hanno delle informazioni straordinarie per quanto riguarda gli aspetti anche applicativi delle biotecnologie. Pensate che ci sono dei pesci che hanno un sangue che funziona con una sorta di glicole praticamente, che è un antigelo, quindi consente al sangue del pesce di non congelare anche a temperature del mare che sono almeno di 1,9 grado al di sotto della temperatura dello zero. E molte di queste specie sono decisamente influenzate da quello che sta avvenendo in Artico. Ci sono fenomeni di atlantificazione dell'Artico, quindi di aumenti di temperatura, invasioni di specie aliene che stanno cambiando completamente e alterando completamente gli habitat anche delle specie polari. Alcune di queste specie che vanno verso il nord o anche verso il sud sono completamente aliene e molto voraci, se vogliamo. L'ultimo aspetto di cui vi volevo parlare è proprio perché, anzi gli ultimi due sono quello legato a eventi di non ritorno, quindi a fenomeni, quelli che vengono chiamati abrupt climate change, quindi fenomeni di cambiamenti climatici repentini. Questo è un record della temperatura degli ultimi 120.000 anni in Groenlandia. Vedete come il nostro periodo climatico sia un periodo straordinariamente stabile, sono gli ultimi 10.000 anni, in cui la nostra specie, e poi il professor Manzi ci racconterà qualcosa, è evoluta in maniera straordinaria, abbiamo dato vita alla civiltà e siamo qui oggi a parlare anche di queste cose, ma il
i precedenti anni sono stati un po' tumultuosi dal punto di vista anche del cambiamento climatico. I nostri antenati, che sono come sapiens in giro da almeno 250.000 anni, hanno attraversato almeno 3 cicli climatici completi, inclusi variazioni climatiche repentine molto molto importanti, che sono però avvenute solo durante periodi molto molto freddi. La cosa importante è che adesso questi eventi stanno avvenendo anche in periodi caldi, quindi in periodi negli interglaciali, quindi in questo interglaciale in un periodo caldo. E ci sono questi che vengono appunto chiamati soglie di non ritorno, tipping point, in cui noi abbiamo una forzante climatica. Generalmente quando io impongo una variazione e il sistema cambia, ma poi quando tolgo l'impulso il sistema torna. Può essere una forzante molto ampia, una piccola forzante che genera una risposta molto grande, ma se tolgo l'impulso il sistema ritorna. Ecco, abbiamo oggi nel sistema climatico dei punti in cui praticamente a un impulso non corrisponde un ritorno. Questi sono cicli di isteresi molto importanti che fanno sì che aree del nostro pianeta, come le aree polari, non riescano più a rientrare nei canoni del cambiamento climatico. Una di queste aree è proprio l'Antartide occidentale, quello di cui vi parlavo prima. Questi scenari a bassa probabilità ma altissimo impatto sono proprio legati ad alcune aree in questa zona. Tenete presente che questa è una zona enorme, sono quasi più di 1000 chilometri di lato in questo quadrato, in cui questi ghiacciai praticamente perdono il tappo che è fatto dal ghiaccio marino, da queste piattaforme glaciali, e vengono praticamente disintegrate queste piattaforme glaciali e fanno scorrere tutta la calotta polare in maniera rapidissima verso il mare. Ecco, questi sono eventi di cui conosciamo ancora molto poco, quindi interazioni aria, oceano, calotta glaciale, che fanno sì che si debba capire meglio quello che sta succedendo proprio per prevenire bene il futuro. Vi dicevo, queste sono alcune delle sorprese che noi abbiamo nel sistema climatico, questi punti di non ritorno, queste soglie che vengono superate ovviamente non solo nelle aree polari, però per la maggior parte, come vedete, questi tipping point, queste zone di soglia sono dislocate nelle zone artiche. Ed ultimo, vi dicevo, l'Antartide e l'Artico sono delle zone anche importantissime per la ricerca, sono dei laboratori a cielo aperto straordinari. Vi ho detto prima, analizzando gli strati di neve riusciamo a vedere quelle che sono le variazioni di temperatura e anche degli impatti, no? delle sostanze che impattano sul cambiamento climatico. Questo è un grafico, ovviamente la neve non è così colorata, ma sono delle variazioni di rapporti isotopici che ci danno l'idea degli strati estivi e invernali di una trincea di almeno circa 5 metri. Ecco, possiamo però andare indietro nel tempo, come abbiamo visto, 800.000 anni, ma 800.000 anni, questo è un record climatico degli ultimi 3 milioni di anni che proviene dai sedimenti marini, 800.000 anni è proprio in mezzo a un periodo climatico molto molto enigmatico. Uno dei punti di domanda che abbiamo nella storia climatica è nei processi che regolano il clima, che si chiama transizione del Pleistocene medio, in cui vedete è cambiato completamente il modo in cui il sistema climatico funziona, quindi l'oscillazione è molto più ampia, quindi abbiamo periodi glaciali molto più freddi e una periodicità che è di circa 100.000 anni, mentre prima di questo periodo abbiamo una periodicità che è molto molto più vicina, 40.000 anni, e delle oscillazioni molto meno marcate. Ecco, questo non è legato ovviamente a nessun effetto antropico, perché stiamo parlando di quasi 1 milione di anni fa, ma nemmeno ai parametri orbitali che regolano il clima. C'è qualcosa di interno al sistema climatico che regola il clima e lo fa variare. Ecco, se non riusciamo a comprendere che cosa sta succedendo e qual è quindi anche la sensitività climatica del nostro pianeta rispetto ad esempio alle variazioni di gas serra che erano emesse e sono emesse dal punto di vista naturale in questo periodo, non riusciamo neanche a mettere in una prospettiva corretta quello che sta accadendo oggi. Ci sono dietro questo molte ipotesi, ma per sfatare e per cercare di comprendere bene abbiamo bisogno di trovare un record
che nello stesso archivio ci dia informazioni sia sui gas serra che anche sulle temperature del passato. È per questo che stiamo cercando un sito, anzi speriamo di averlo trovato, in Antartide, lungo quella che viene definita la Ice Divide, lungo questo ridge, questa cresta, che poi non è una cresta ma è un deserto a 3.000, quasi 4.000 metri di quota, lungo il plateau antartico. Noi ci stiamo focalizzando in questa zona dove abbiamo almeno quasi 4 chilometri di ghiaccio di spessore e dove pensiamo di trovare ghiaccio vecchio di almeno 1,5 milioni di anni, quindi coprire questa transizione del Pleistocene medio. Abbiamo iniziato alcuni anni fa, prima per il survey, abbiamo fatto più di 20.000 chilometri colgati delle nevi, aerei, per capire dove andarci a collocare. Dei modelli climatici ci hanno detto qual era il sito più idoneo. Abbiamo messo il nostro campo in questa zona a circa 40 chilometri dalla stazione Concordia. Questi sono competitors di altri progetti internazionali che stanno cercando di utilizzare lo stesso obiettivo, di arrivare allo stesso obiettivo. Abbiamo perforato fino ad ora 800 metri, questo è il campo in cui stiamo lavorando, e l'obiettivo di quest'anno, e sono letteralmente in questi giorni proprio si sta riaprendo il campo, è quello di perforare fino a 2000 metri. Vi do giusto uno spaccato del campo per farvi vedere com'è. Questa è la tenda di perforazione, questa è la torre del sistema di perforazione. Adesso ho avuto, proprio mentre si parlava prima, mi è arrivato un messaggio dal team che è giù, sono meno 55 gradi, quindi è inizio stagione piuttosto freddo. La tenda di perforazione è sempre almeno a meno 30 gradi. E questa è la telecamera sulla torre, questo è il comando del sistema di perforazione. Quindi l'Antartide e la Groenlandia di fatto sono veramente dei siti di grandissimo interesse, perché ci danno delle informazioni straordinarie, e lo facciamo perché nel nostro passato c'è molto anche del nostro futuro, quindi cerchiamo di capire quello che succede nel passato per proiettarlo poi verso nel futuro e dare questi modelli climatici anche che ci aiuteranno a capire, a seconda degli scenari di emissioni di anidride carbonica, quelle che sono le concentrazioni dei gas e le temperature del futuro. Quindi è un lavoro sporco questo qui, è molto duro e molto sporco. Adesso vi volevo far vedere quando la carota viene trasportata in questa parte dell'area di processamento. Questo è un liquido di perforazione che si usa per evitare che il foro si vada a chiudere. Questi cilindri formidabili vengono a volte a spezzoni di 4,5 metri, sono dei cristalli perfetti che escono dal carottiere, che poi vengono trattati e analizzati. Ecco, quindi c'è molto e c'è grande interesse nello studio delle aree polari, sia perché sono a loro volta impattate da quello che sta accadendo, ma le stesse aree polari riverberano quello che succede alle alte latitudini, anche alle basse latitudini. E pochi giorni fa c'è stato a Parigi un summit di tutti i capi di Stato, One Paris Polar Summit, in cui si è ribadito decisamente il grande interesse che il pianeta, che tutti i governi devono avere per lo studio della criosfera. Grazie.